La nostra è una posizione che è sempre uguale, da sempre, diciamo no, abbiamo già dato, abbiamo 514.000 immigrati in Veneto, siamo una delle prime 3 regioni in Italia per incidenza di immigrati sulla popolazione, li abbiamo ben integrati, in questo momento 42.000 di questi sono senza lavoro. Quindi per noi integrazione vuol dire dignità rispetto della persona, in queste condizioni non si può fare. Se un privato dice di sì è ovviamente libertà sua, però è anche libertà nostra andare a controllare e capire perché dice di sì, perché da un lato c'è la solidarietà, quella che capiamo, la compassione, e dall'altro c'è lo sfruttamento di questo business, perché abbiamo visto con Mafia Capitale che fine fanno le gestioni degli immigrati. In queste ore proprio sta discutendo l'Unione Europea, lei cosa si augura? Ma vedo che Renzi dopo anni decide di parlare di profughi e decide ad esempio di affrontare temi che noi abbiamo da sempre proposto, ad esempio quello di fare un bombardamento chirurgico di tutte le imbarcazioni che sono ormeggiate in Libia, ovviamente in sicurezza. E quello di fare i campi profughi direttamente lì, non ci vengano a parlare di instabilità, perché gli stessi campi profughi li abbiamo gestiti bene in Afghanistan, che non mi sembra che sia un paese stabile, piuttosto che in Libano. Si può fare, la comunità internazionale batta un colpo, visto considerato che lo stesso Obama ha detto che questo è un problema della comunità internazionale. Allora, noi abbiamo detto più volte di no, addirittura il 10 luglio mattina alla conferenza dei presidenti a Roma, il sottoscritto in persona ha fatto mettere a verbale il no. Successivamente, come accade sempre, dopo la conferenza dei presidenti si va alla conferenza allo Stato-Regioni dove i presidenti incontrano lo Stato. In quel caso si è votato ancora e dopodiché si è votato alla conferenza unificata che segue, che è la sede nella quale i presidenti della regione e semi-sindaci hanno dato l'intesa al governo. Funziona da noi come presidenti che se uno dice di no e tutti gli altri dicono di sì, chi dice di no evita di votare perché altrimenti non viene fuori l'intesa. È un fatto di accordo tra gentiluomini. Per cui noi siamo andati alla conferenza dei presidenti, alla conferenza unificata e a tutte le conferenze di quel giorno allo Stato-Regioni e semplicemente non abbiamo votato il nostro no perché funziona così, ma non abbiamo mai detto di sì. Che sia chiaro che noi non abbiamo mai detto di sì ed è una balla anche la storia dei 19 milioni di euro. Sfido chiunque a dirmi che noi abbiamo incassato 19 milioni di euro per gli immigrati.